Dal sigur chialan maman? Si pues imparar il furlan. Tan plui biela le imparà? Se par falo si pues giua. L'argomento di ue è la lezione di ue si intitola Il digram C. Il digram C è doprat par furlan per rappresentare un suon particolare che i scienziati acclamano suon post-palatal sord. È formato dal C e dal I lung, che insieme formano il suon C. Il digram C si può stiatare in principi di paraule, come in tal caso di chiam, tal miec di une paraule, come in tal caso di moschie, in final di paraule, come in tal caso di denti, oppure chiuch. A proposito dal digram C, lo sapevi che par furlan non si dice guinzaglio come par talian, ma chiavecce, e che non si dice smorfie, ma bocchiate? No? Come lo sapevi?